Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda la pagina informativa live. Un uomo e una giovane donna sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico nel primissimo pomeriggio di oggi per le lesioni che hanno riportato in due distinte e separate cadute sulla neve che si sono verificate quasi contemporaneamente nel comprensorio del Piancavallo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone per la donna e lei di soccorso per l'uomo. Sul posto il soccorso piste. Le due persone sono state prese in carico dagli equipaggi sanitari e trasportate, l'uomo in volo all'ospedale di Pordenone in codice giallo, la donna sempre a Pordenone in codice giallo a bordo dell'ambulanza. Due casi di violenza tra le mura domestiche per i quali è stato determinante l'intervento delle forze di polizia a tutela di due donne, entrambi succubi di un compagno incapace di gestire la propria rabbia ed aggressività, rendendosi responsabile di condotte violente e persecutorie. Nelle storie di questi uomini, entrambi stranieri e di età compresa tra i 40 e i 50 anni, c'è un passato e un presente di abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, oltre a vari pregiudizi penali e degli stessi in relazione ai recenti fatti a loro attribuiti, come ricostruito dal personale della divisione anticrimine. Sono stati notificati ieri due ammonimenti per violenza domestica emessi dal questore di Gorizia. I fatti sono accaduti nel capoluogo isontino. Il ministro Adolfo Urso e la sottosegretaria con delega alla crisi d'impresa Fausta Bergamotto hanno incontrato a Roma una delegazione di Varsila guidata dal manager finlandese Roger Holm. Lo rende noto il ministero in un comunicato. Nel corso della riunione, è scritto nel comunicato, si è deciso di riconvocare nelle prossime ore il tavolo sulla crisi dello stabilimento triestino della multinazionale, con l'obiettivo di giungere rapidamente ad una intesa. Cerimonia questa mattina nella centrale piazza Ponte Rosso a Trieste con la posa della prima di 13 pietre d'inciampo installate dall'artista Gunther Demning nella settima edizione dell'iniziativa che si ripete da anni in vista della giornata della memoria. Le altre 12 sono state fissate in un percorso che si è snodato in diversi punti del centro cittadino e non solo, alla presenza delle autorità politiche e religiose. La prima pietra ricorda Egon Brunner, morto alla risiera di San Sabba, e la posa è stata accompagnata da alcune letture sul posto. La comunità ebraica triestina, nell'occasione, ha annunciato che sono già pervenute nuove richieste per ulteriori pietre d'inciampo. Il prossimo anno ne saranno installate altre 15. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.